Ciao ragazzi, eccoci qua, resistiamo a tutto, al bel tempo, al sole, alla voglia di mare, ma tutto questo per tenervi compagnia, per parlare del nostro campionato. Sarà Serie A, il nostro spazio di 30 minuti che insomma dedichiamo a raccontarvi quello che sarà e che è stato il campionato scorso, quello che si è appena concluso e quello che sarà il prossimo, e lo facciamo sempre in compagnia di alcune protagoniste e con delle voci autorevoli. Oggi sono anche un po' in soggezione perché l'ospite di spessore, non che gli altri non lo fossero, però insomma avete letto sui nostri social che oggi avremo ospite insieme a Federica Stufi, che chiamo subito, eccola qua insieme a noi e la saluto. Avremo anche a breve, ciao Fede, come sta? Come sei bella? Guarda, cioè, diciamo che lo sport ti fa bene, ma anche non farlo ti fa benissimo. No, sei troppo buona. Stavo dicendo insomma che oggi avremo un ospite d'eccezione. Io l'ho sempre guardato in televisione con grande ammirazione, oggi mi trovo addirittura ad intervistarlo, ma sarà una semplice chiacchierata quella che faremo fra 15 minuti con Alberto Brandi, direttore di Sport Mediaset, ovviamente un grandissimo appassionato di pallavolo da sempre. Quindi con lui cercheremo di capire anche il momento che sta vivendo questo sport, insomma lui che dentro il mondo della comunicazione ci potrà raccontare se c'è una percezione diversa rispetto a qualche tempo fa. Ma veniamo a Fede. Intanto ragazzi, come sempre siamo in diretta su LWF TV, su YouTube, su Twitch, su Facebook, da tutte le parti, quindi se hai avvisato i parenti, Fede, ti potranno vedere un po' ovunque. Queste sono le nostre pagine social che insomma sono sempre attive per dare informazioni. Allora, prima di tutto dove sei? No, io sono a casa mia, a Fine Valdarno, nel mio granducato di Toscana, come mi diverto a chiamarla. Dai, la giornata era anche partita malissimo, invece poi si è aperto il cielo, sto sole meraviglioso, e quindi diciamo un po' come tutti abbiamo voglia che arrivi un po' la bella stagione. Ecco. Esatto, mi devono... quarantena. Brava, con le catene mi devono tenere in casa a me, perché io non ce la faccio proprio. Ormai appena vedo la luce credo che sia proprio desiderio di chiunque stare all'aperto, e giustamente tu che puoi farlo in Toscana con i cavalli. Che vai a cavallo? Sì, non stavo a cavallo perché quando erano chiuse le palestre, pur di creare un'attività fisica, perché ne avevo veramente bisogno di fare un po' di endorfine, però sono andata anche a cavallo sul mare, tra l'altro ci sarebbe piaciuto, e mamma mia, che bella natura, sole, Sì. cosa meravigliosa. Sì, guarda, ce lo meritiamo tutti, dal primo all'ultimo, un po' di pace, di serenità, di tranquillità, di benessere, perché veramente quest'anno proprio incredibile. Comunque dai, spero insomma che questa vaccinazione prosegua a grandi falcate, in maniera tale che insomma a settembre il primo obiettivo per noi pallavolisti è rivedere i palazzetti pieni. Questo ce lo siamo detti 1 milione di volte, quindi incrociamo le dita. Fede, allora tu sei un gradito ritorno, perché ovviamente io ti ho avuto ospite quest'inverno nel corso dell'altra trasmissione chiamata Doppia, e ovviamente ci sei piaciuta così tanto che ti abbiamo rivoluta, soprattutto perché questo è uno spazio che noi dedichiamo, abbiamo cercato o nel quale cerchiamo di raccontare quelle che sono le operazioni di mercato, le squadre come si stanno attrezzando per battere Conegliano, quelle che sono dietro, insomma, ecco, cosa cercano di fare per salire un po' di ranking. E tu sei una di quelle che insomma dopo un campionato a Casalmaggiore che insomma è andato un po' così e si è concluso come peggio non si poteva, no? Con praticamente tutta la squadra contaminata, e sei passata 15 giorni fa o un mese fa, insomma, a Cuneo. Intanto com'è stato chiudere? Cioè veramente stranissimo, no? Uno si aspetta di giocare, alla fine ti ritrovi con mezza squadra fuori, quindi avevate resistito fino alla fine e poi avete mollato all'ultimo proprio.
Sì, davvero. E purtroppo la cosa che ha dispiaciuto è che comunque noi abbiamo un po' aspettato tutti, no? Tutte le varie squadre che sono state contagiate dal virus. Quindi al momento che è toccato a noi, purtroppo non c'era materialmente il tempo. E quindi metabolizzare è stata la cosa più difficile perché ti resta proprio qui un nodo in gola in cui dici, cavolo, però deve essere nel campo, poi tutto può succedere nel campo, però ti voglio di vivere, a posto anche che sia un brutto ricordo, però lo vivi dal campo. E 2 stagioni di Certo. fila così è stata tosta, però c'è l'altra faccia della medaglia che comunque io tipo ho una voglia incredibile di riscatto in questo momento e quindi anche nella squadra anticipato in cui andrò penso ci siano tante persone che hanno voglia di riscatto e quindi teniamo viva questa emozione qua che poi va messa in campo. Senti, ma tu eri capitana a Casalmaggiore, se non vado errato, corretto? Sì, questa stagione era capitano. Diciamo che è iniziata un po' subito strana questa stagione, quindi non poteva finire in una maniera normale perché è iniziata Carli e comunque è arrivata qua e tra l'altro vi facciamo un bel augurio perché è nata Storm Rose, però Esatto, diciamo era già esatto, lì in bravissimo. Francia e quindi noi Esattamente, è vero. esatto, ci siamo un po' rivoluzionato tutto fin dall'inizio, quindi diciamo che c'erano già i presupposti di dire ok, respirate, trovate le giuste energie, rimanete sull'obiettivo senza guardare intorno, non pensate troppo. Ascoltami, Quindi dai. ascoltami, almeno tu uno scoop ce l'hai, ma Carli che fa? Torna in Italia a giocare dopo la gravidanza? Anche perché lei fisico ce l'ha. Secondo Sì, me non è una di quelle secondo che me ci sì. mette, vero? Secondo me sì, non è facile perché penso che la cosa che sia più difficile sia riuscire a coltivare la tua passione sapendo, cioè, però secondo me per come è fatta lei ce la può fare tranquillamente. Penso Ma che sai che qualsiasi gli americani sono un po' così, un po' più leggeri, no? sì, Rispetto a sì, noi che abbiamo più questo mammoni. pensiero della... esatto, esatto. Lei la vedo una come, cioè, come gira con lo zainetto, col bambino dietro, capito? Con la bimba, non so. Per cui me la vedo una Sì. pronta. No, era sapere se per caso vi eravate lasciate con lei che magari ha detto se sarebbe tornato o meno Sì, con certezza. secondo me lei ha voglia di tornare in Italia, perché ragazzi, diciamo, come si sta in Italia non si sta da punto parte. Anche la Valle è tornata dall'estero. Poi bellissimo, guarda, a me dispiace non aver fatto un'esperienza all'estero quando ci ho avuto l'opportunità perché penso ti aiuta a crescere, scoprire altri mondi, però se si parla come mangiare, come ti tratta le società italiane, come in Italia da poi altre parti. Poi Giusto? continuiamo a essere campioni d'Europa, una squadra italiana, quindi qualcosa vuol dire che il livello è alto. Quindi io la capisco. Fede, senti un attimo, tu da quanti anni sei in Serie A? Me l'hanno detto perché io non lo sapevo, 13. 13? Ma hanno 13? detto te, io non conto. Vabbè, giusto, giustamente, sei ancora nel Io fiore conterò della da quanti gioventù. anni avrò smesso di giocare quando smetterò, fino a che po' io non li guardo. Come quando è un po' come una storia d'amore, no? Quando tu stai vicino a una Certo. persona e ti inizi a contare gli anni, i mesi, secondo me si perde qualcosa, no? Vuol dire che tu hai da pensare, quindi deve essere questo amore folle come l'amore c'ho con le mie relazioni. E quindi io Senti un non li attimo, no, conto. ti faccio questa domanda perché ti volevo chiedere se in 13 anni quello che hai vissuto quest'anno, o cioè quello che hai visto quest'anno, o quello che hai giocato è stato il campionato più difficile, o ci sono stati anni in cui ti ricordi magari un livello più alto, insomma, rispetto a quello corrente? Ma senti, allora, secondo me è stato veramente strano, ma anche da spettatrice, vedere una finale scudetto senza tifosi. Cioè, a me questa cosa io non mi ci sono abituata in una stagione, non mi ci sono neanche abituata a vederla dalla TV. Quella per me è stata perché le difficoltà, nel senso, io sono stata relativamente fortunata, però
sai, uno magari vive le difficoltà in un infortunio, in una stagione, però cioè, la cosa che proprio mi ha... Ma fin dall'inizio, fin dalla qualificazione Coppa Italia, cioè, è brutto da dire, ma pareva amichevole senza il pubblico. Cioè, si perde una componente di adrenalina importantissimo che... Tu immagina cosa sarebbe successo se su quel set 40-38 con 5.000 persone nel Pala Verde a Treviso. Una roba, sarebbe venuto giù il palazzetto, no? Cioè io ho il ricordo di Busto, che è stata la mia prima finale scudetto con Villa Cortese contro Busto Arsizio, io giocavo a Villa Cortese, in cui quando entrammo noi da avversari in gara, già in gara 2, ma in gara 5, questo pubblico, questo palazzetto a forma di arena, cioè io te lo dico, ora tu riderai, gladiatori. Cioè, capito? Fantastico. Veramente a lottare quella vita quasi. Quindi è vero. Vabbè, dai, torneremo, dai, prima o poi torneremo alla normalità e soprattutto, insomma, speriamo di vedere un campionato comunque alla fine equilibrato, bello. È difficile stare dietro Conegliano, perché insomma lo abbiamo visto tutti. Tu che campionato ti aspetti l'anno prossimo? Anche guardando le altre squadre, anche guardando la Montibeller, la tua compagna che è andata appena a Novara, a rinforzare anche Novara, che sta cercando, insomma, con l'arrivo della Karakurt, piuttosto che Monza, insomma, squadre che si stanno attrezzando, Scandicci stessa, con l'arrivo di Natalia, insomma, e secondo me dopo le Olimpiadi anche qualche altro nome illustre potrebbe anche arrivare. Quindi come lo vedi? Ma io vedo Conegliano che comunque ormai si è instaurata una mentalità che cioè c'ha un organico che funziona così bene e chiunque ci metti riesce a esprimersi al massimo, cioè proprio una mentalità al di là della qualità indiscussa delle singole atlete, il valore, il potenziale, tutto. Quindi loro, secondo me, già dall'inizio, essendo comunque gran parte dell'organico rodato, viaggeranno come treni, cioè andranno proprio dritte e forti. Però allo stesso tempo vedo che tante squadre sono rinforzate, molte hanno mantenuto parte dell'organico e comunque sia, cioè, nel senso, io auguro il bene a tutti gli sportivi e tutte le squadre, però sicuramente mantenere il range e la pressione di non avere sconfitte potrà dargli un po' di pressione a loro. Quindi secondo me Conegliano sarà sempre su un livello altissimo e sarà scontrarsi contro quel livello. Lì incontreranno veramente particolari. Secondo me crescerà ancora di più il livello di tante altre squadre. Ma tu perché hai scelto Cuneo? Cos'è che ti ha attratto di Cuneo? Vabbè, sicuramente il fatto che ci sia Noemi Signorile per me è stata una ciliegina sulla torta, perché comunque con lei a Busto ho fatto uno dei migliori campionati, lei distribuisce da 80 centrali, poi tenendo sempre le braccia distese, per me è semplicissimo prendere il tempo su di lei. Certo, certo. Un centrale può essere bravo, ma il palleggiatore influisce tanto sul suo attacco. E poi sicuramente anche il fatto che mi ha chiamato Andrea, ma un allenatore che crede nella pasta ha bisogno della pasta, quindi ti voglio, tra virgolette, ora non parole papali, però e quindi per me è stata una cosa meravigliosa, perché comunque ora si sente un po' la filosofia fast, non fast, quindi sentì che un allenatore vuole un gioco veloce, vuole comunque fast e pipe e super, insomma, per me è importantissimo, perché comunque le mie qualità migliori sono nello stacco un piede, che sia fast, che sia big, che sia due, e quindi se c'è un allenatore che ci vede e me ne fa esaltare, io sono contenta, anche perché ho voglia di esprimermi. Bene, perfetto. Ascolta, Madonna Santa, quando sono controlla il tempo, infatti sono passati già 16 minuti, sto cercando di tenere d'occhio il cronometro, perché inviterei a questo punto anche il nostro graditissimo ospite, veramente un caro amico per quanto mi riguarda. Eccolo qua. Ciao Albi, ciao, buongiorno. Ciao Consuelo, ciao Federica, ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Grazie mille per aver accettato questo invito. Grazie a voi per l'invito, è un piacere. Mi ha ricordato un momento doloroso del mio tifo appassionato Federica in quella gara 5 dove Villa Cortese ebbe un match point, ma Cruz non riuscì a chiudere, non riuscì a mettere giù la palla vincente. È vero Federica?
Sì, io c'ho il ricordo di quel momento lì che ho detto, che dentro di me c'è stato un secondo, ho detto sta per succedere, e poi secondo dopo no, non è successo, c'era stata anche una festata, al tempo non c'era il videocheck, io mi ricordo una palla un po' discutibile, ma già dell'8-7, però me lo ricordo molto bene. Vabbè, Alberto Brandi, insomma, ovviamente non sto qua a farti le sviolinate, Alberto, parlo di te soltanto come grandissimo appassionato di volley e mi ricordo, insomma, tanti anni fa, la prima volta che ti individuai in prima fila all'interno del Palazzo, dove eri? Al forum di Assago, forse a vedere una partita? Forse sì, era una serie scudetto con Bergamo, Villa Bergamo. Esatto, e quindi eravamo tutti quanti noi della Lega che ci sgomitavamo, c'è Brandi, no? E quindi pensavamo che ci fosse un grandissimo interesse da parte di Mediaset intorno alla pallavolo, invece poi abbiamo scoperto che oltre a esserci un interesse, Alberto era un grandissimo appassionato di pallavolo da sempre. Ma la domanda che ti voglio fare, Albi, tu sei appassionato perché giocano le tue figlie oppure hai portato le tue figlie a vedere la pallavolo? Cioè, da dove nasce questa cosa? La risposta è uno, la risposta è uno. Sono diventato appassionato di pallavolo per la famiglia, perché non solo le mie figlie, ma anche mia moglie giocava e quindi si è sempre parlato di pallavolo e io calciofilo al 90% perché mi tenevo un 10% per il basket, alla fine mi sono dovuto adeguare ai discorsi che c'erano di sera durante la cena a tavola e si parlava solo di alzate, di fast, di ricezioni, di posto 2, posto 4, eccetera, eccetera. No, ma fantastico, no? Però ci sono quei genitori che sono coinvolti, soprattutto i maschi, e quando sono calciofili restano un attimo in disparte, invece tu ti sei fatto prendere la mano, cioè nel senso che poi hai cominciato a calcare tutti i palasport, ti ho visto spesso, insomma, a seguire il volley. Infatti non smetterò mai di ringraziare la mia famiglia, composta appunto, oltre che da me, da quattro ragazze, ragazza anche mia moglie, e che mi hanno fatto scoprire il magico mondo della pallavolo. Voi dite che il vostro sport è differente, me ne sono reso conto anch'io, è differente da tutti gli altri, di conseguenza mi sono appassionato fino a quando posso, compatibilmente con il lavoro e naturalmente il calcio che mi porta via gran parte della mia vita, del mio lavoro e anche della mia visione di eventi. Seguo le vostre dirette su Lega Volley Femminile TV dalla 1 alla 2, spazio, esatto. canale, passo da un campo all'altro, è un bel divertimento. È fantastico, questa è una cosa che mi gratifica tantissimo perché Alberto Brandi, ebbene sì signori, ha l'abbonamento a LVF TV. Esatto, e quindi segue quando può ovviamente le gare. Alberto, tu hai avuto modo anche di seguire insomma un periodo anche bello, no? del nostro volley che risale, lo hai detto tu poc'anzi, ai tempi di Villa Cortese, alla Champions di Casalmaggiore. Però probabilmente non si era ancora consolidato, o comunque il movimento del volley femminile aveva subito una flessione, stava cercando di tornare in auge, però con ancora qualche piccola difficoltà. La cosa, secondo me, molto paradossale è che nel periodo peggiore, no, per fare sport in assoluto per tutti, noi siamo riusciti a venire fuori con un movimento veramente di alto livello. Tu a cosa credi sia dovuto questo cambiamento? Ma intanto alla diffusione dello sport e anche nei momenti difficili è sempre stato uno sport vincente, e parlo di nazionale, insomma, con i successi ottenuti soprattutto dal settore femminile, e questo ha trascinato e ha portato tanta gente ad avvicinarsi alle palestre, ai palazzetti e di conseguenza a vivere o da protagonista perché si cominciava a giocare oppure da spettatore o spettatrice gli eventi di pallavolo. Il momento adesso è buono, io mi ricordo, tra l'altro tu hai citato la finale del 2016 che è stato un evento che abbiamo trasmesso noi, la finale Comi Bucket Bank a Montichiari, lo trasmettemmo su Premium Sport e ottenne un grandissimo successo con un ascolto molto vicino a una partita di calcio di quell'ora. Infatti conservo il ricordo, esatto, lo vedo. C'è il tallone della finale firmato da tutte le giocatrici, è uno dei più bei ricordi
che mi porto dietro. E da quel momento comunque, vabbè, già eravamo in una situazione favorevole per lo sviluppo del volley anche a livello di comunicazione e di conseguenza di utilizzo dei diritti televisivi e non. Da quel momento poi sono successe tante altre cose, tanto che io mi ricordo un anno fa quando si diceva questo sarà l'ultimo anno di Paolo Egonu perché poi andrà a giocare in Turchia, andrà al Galatasaray, andrà al Vakifbank, eccetera, eccetera. Invece Paolo Egonu è qua ancora per la prossima stagione, penso per le prossime 2 stagioni, non mi ricordo la firma sul rinnovo del contratto, e addirittura una delle giocatrici più forti del campionato turco, cioè Karakurt, un prospetto incredibile, un anno 2000, viene a giocare in Italia a Novara. Quindi si è ribaltata la situazione. Questo vuol dire che il movimento ha lavorato bene in un momento di grande difficoltà, perché immagino per tutti quanto sia stato difficile sopportare una stagione senza pubblico, probabilmente con qualche sponsor che si è tirato indietro oppure ha chiesto un ridimensionamento perché la sua attività ha avuto un calo di introiti. Quindi è stato importante sopravvivere, e da adesso, anche grazie alle Olimpiadi, ci auguriamo si può ripartire con grande spinta e grande rilancio. Esatto, adesso mi torna forse la fede che abbiamo perso nel collegamento, ma volevo che lei ascoltasse un pochino. Ci sei? Perché non ti vedo nero, cioè nel senso... Sì, no. Non mi vedevo, va bene. Perché ora mi vedete? Ecco, vabbè, l'importante è che mi senti, però volevo chiedere ad Alberto. Alberto, io qualche giorno fa ho letto, o comunque in questi giorni stiamo leggendo tanto, no, sul cambiamento, il tema di questi i diritti televisivi che si stanno modificando, no? Il digitale che prende ovviamente piede e diventa sempre più rilevante. Stavo leggendo un'intervista nella quale veniva fuori che non so in quale percentuale, non me lo ricordo perfettamente, ma una percentuale abbastanza alta di ragazzi intendo, ormai non riescono a guardare più una partita intera di calcio, no? E quindi volevo capire quanto anche voi che lavorate nel settore, nella comunicazione, reputate che questo sia vero, e quanto è importante probabilmente avere dei contenuti differenti. Questo lo dico perché c'è Federica che ci ascolta e che è una delle protagoniste, no? Perché effettivamente magari adesso c'è più morbosità rispetto a quello che succede nel dietro le quinte che non nella partita vera e propria. Sì, guarda, Consu, intanto ti dico che sta crescendo questa generazione che viene cosiddetta highlights, cioè un pubblico più giovane che è abituato a consumare l'evento in visione ridotta, i 3-5 minuti classici con il meglio delle azioni. Riguarda soprattutto il calcio, anche se devo dirti, lato nostro, non abbiamo subito un calo di ascolti sui grandi eventi calcistici che trasmettiamo in chiaro sulle nostre reti generaliste. Però può essere che tutto quello che è contorno diventi una componente importante per il racconto, lo storytelling dell'evento. Mi viene in mente l'esempio più indicato, che è Drive to Survive, che è una bellissima serie di 3 stagioni su Netflix dedicata al mondo della Formula 1, dove finalmente si vede cosa c'è sotto il casco del pilota, cioè tutto quello che circonda la vita di un personaggio del quale magari fino all'altro giorno, escludendo i principali Hamilton, Verstappen, Leclerc e Sainz, non si conosceva nemmeno la faccia. Quindi il racconto di tutto quello che c'è intorno, le storie, le passioni, la famiglia, gli hobby, eccetera, eccetera, può servire anche per migliorare e invitare il telespettatore, il lettore a seguire poi il momento principale, cioè quello che è l'evento, che viene infatti introdotto da tutto quello che prima c'è di racconto sui protagonisti. Sì, soprattutto perché penso che se poi chi ci guarda si innamora del personaggio, no? Piuttosto che di quello che fa, perché ovviamente siamo sempre molto condizionati dai risultati, no? La nazionale non è sempre facile che una nazionale faccia seconda ad un mondiale. Noi ci auguriamo con tutte le nostre forze che adesso l'Olimpiade vada bene, Conegliano diventi campione del mondo, campione d'Europa, quindi questi grandi risultati possono anche mancare, però se ho creato una base, no, di fan che seguono anche quello che è il contorno, probabilmente forse riusciremo a consolidarci, no?
Esatto, è può essere... importantissimo. Un altro aspetto consueto, ne abbiamo anche parlato personalmente, è lo sviluppo dello streaming. E paradossalmente è una delle eredità positive che ci trasciniamo dal periodo del lockdown. Tutti sono dalla scuola fino al lavoro e in mezzo ci sono anche i divertimenti e lo sport. Siamo stati abituati a poter usufruire di contenuti attraverso la rete. E infatti, ti dico, io seguo molto, come sai, il mondo giovanile. Adesso ci sono le bacheche di Facebook inondate di eventi, di partite di under 13, under 15, under 17, under 19. Tutte le società si sono attrezzate per ovviare alla mancanza di pubblico e per poter permettere ai genitori di seguire le proprie figliole con le dirette streaming. E di conseguenza l'appassionato sarà più abituato anche ad usufruire di questi eventi con questa modalità. Certo, certo. Beh, insomma, è un mondo in eterna evoluzione, quindi bisogna farsi trovare pronti, soprattutto considerato il fatto che adesso andiamo al punto cruciale, no? Considerato il fatto che la nostra nazionale si appresta, non ci possiamo nascondere dietro nulla. È chiaro che non ci piace mettere pressione, però inevitabilmente dobbiamo farlo. Tutti quanti ci aspettiamo, insomma, che l'Italia torni da Tokyo con una medaglia. Io non voglio dire quale, no? E credo che sarebbe anche giusto, lo chiedo sia a Federica che questo movimento lo ha vissuto, lo vive quotidianamente, quindi insomma, se anche tu pensi che sia giusto che l'Italia, ecco, si vada a prendere qualcosa a Tokyo che le spetta di... Quello assolutamente, assolutamente. E penso che possano veramente fare bene e possono togliersi tante soddisfazioni. Non è facile un'Olimpiade, non è facile un'Olimpiade in tempo di Covid, però secondo me abbiamo dei talenti in Italia che se si uniscano come squadra riescono a essere molto di più del talento delle singole giocatrici. Cioè, loro, io sono sicura che se giocano per la bandiera e per tutto la rivalsa che ha voglia l'Italia di vivere, ha voglia di mettere in campo, possono arrivare tranquillamente a medaglia e glielo auguro e sarò lì a tifarle. Però quindi c'è una domanda: dove le prenderemo le Olimpiadi di volley? Qua risponde Alberto. Purtroppo non da noi, purtroppo non su Mediaset, le potrei vedere su Eurosport e anche sulla Rai, che ha un pacchetto disponibile di finestre in chiaro. Albi, però avete preso la Champions di calcio, avete preso il mondo e quell'altro e ci lasciate senza pallavolo. Poi io so che voi il prodotto lo trattate benissimo quando lo prendete, quindi io sono sempre lì Hai che... ragione. Hai ragione, la piccola consolazione che almeno potrò godermelo dal divano. Facciamo così. Quello sì, è vero, è vero, è vero. Questa è la verità. Vabbè, invece Alberto, a me è piaciuta tantissimo questa definizione che ha dato Mazzanti al Conegliano, no? Parlando di una squadra con delle performer straordinarie, che l'ha paragonata alla band dei Queen con delle performer e una frontman come Paolo Egonu. Pensi che possa essere riproponibile questo paragone anche in tema nazionale? Allora, sì, sicuramente, e infatti è riduttivo dire che Conegliano è Egonu, è Paolo Egonu, perché poi andiamo a vedere anche gli altri reparti. Penso che nessun'altra squadra forse in Europa abbia dei centrali così forti. L'alzatrice la conosciamo, è una delle migliori del mondo, il libero manco a dirlo, l'allenatore è bravo, quindi non è solo Egonu. Detto questo, si è sempre detto, si è sempre affermato che nella pallavolo una giocatrice o un giocatore non può vincere da solo una partita, perché serve anche per una schiacciatrice, per una banda e per un opposto, una centrale serve una ricezione buona e un'alzata perfetta. Però ecco, Paolo Egonu ha quel qualcosa in più che la distacca da questa considerazione che vale per tutti gli esseri umani. Quindi ci presentiamo alle Olimpiadi con una giocatrice che è una spanna oltre tutte le altre che parteciperanno a questa rassegna di Tokyo, e il resto della squadra è altamente qualificato, l'allenatore è uno dei migliori del mondo, quindi perché non aspirare non solo alla medaglia ma anche al gradino del podio più alto.
Poi io penso che, insomma, adesso io un'Olimpiade non l'ho mai giocata, no? Però ho giocato partite importanti con una straniera che in questi giorni viene spesso fuori, nel senso che è spesso paragonata a Paola Egonu, e stiamo parlando di Kiba Phipps, una giocatrice che ovunque è andata ha fatto vincere tutte le squadre, la mia compresa. Fondamentalmente poi quando hai voglia di vincere sparisce la mania di protagonismo e tu ti metti al servizio della squadra, no? Come, cioè, Certo. credo che intelligentemente queste ragazze che sanno che l'Olimpiade è veramente un treno che passa poche volte nella vita, c'è poco da mettersi a fare le protagoniste, c'è da fare il gruppo, ma loro penso che abbiano dato dimostrazione già dal Mondiale 2018, no? Perché la Folì la settimana scorsa ha detto una cosa molto intelligente, ha detto siamo comunque una squadra giovane che però insieme ha già ottenuto grandi risultati, no? E quindi è la dimostrazione di un gruppo alla fine maturo per arrivare a vincere qualcosa di importante. Assolutamente, è vero, il gruppo è maturo, c'è l'esperienza internazionale, perché se pensiamo anche alla Champions, alle giocatrici che hanno vinto la Champions con Conegliano, quindi sono giocatrici abituate alla pressione del grande evento, del palcoscenico oltre confine, e c'è un background che può aiutare la nazionale di Mazzanti veramente ad arrivare sul tetto del mondo. Dai, allora dai, dobbiamo insomma veramente raccogliere tutte le nostre forze positive, energie e trasferirle a queste ragazze, perché sarebbe per tutti quanti una gioia immensa. Ragazzi, sono passati 33 minuti, io come promesso vi libero perché il direttore ha da lavorare, mica come noi che sta qui siamo qua a pettinare le Io mamme. starei qui fino a domani mattina ad ascoltarvi. Guarda, anch'io a parlare con te sicuramente è un vero piacere. Ero un po' in tensione oggi perché No, dovevo figurati. d'altra Anch'io, parte. perché sai, ero fuori dalla mia safe area del calcio, però mi hai Ciao, trattato bene. è andata benissimo, è andata benissimo. Posso fare una domanda veloce a Federica? Perbacco, come no, Ci assolutamente. concedono uno sforo? Ha voglia, qua possiamo a casa nostra, facciamo quello che. Allora, volevo Vabbè. chiedere a Federica cosa pensa del ritorno in Italia di Valentina Diouf, che è stata sua compagna a Busto. No, io sono molto contenta perché, vabbè, io e lei siamo legate e quindi ci siamo sentiti anche in questi 2 anni in cui lei era all'estero, e so quanto è maturata come giocatrice, perché l'esperienza estera ti fa crescere, ti fa capire cosa vuol dire non solo essere un opposto ma essere la straniera, e per noi italiane a volte è difficile da capire questo meccanismo, e ha fatto benissimo, quindi io non vedo l'ora, uno, di giocarci contro, perché voglio vedere quanto è cresciuta, dato che l'ho vista solo fuori dal campo cresciuta, la voglio vivere anche da sportiva, e poi quando vuoi bene a una giocatrice in questa maniera, cioè, quando ti sfidi in campo è ancora più bello, perché è proprio un sano egoismo, cioè ti auguri di giocare bene, cioè è proprio bello. E quindi sarà una gara che io sentirò particolarmente, ma in senso di adrenalina. E almeno riesco anche a vederla qualche volta. Poi comunque quando tornerò a casa, Perugia non è troppo lontano da casa mia, quindi magari ci vedremo, e no, penso sia un valore aggiunto, perché è una ragazza che ha delle doti fisiche non indifferenti, e quindi mettersi alla prova nel campionato europeo sarà una bella prova anche per lei, quindi io le auguro il meglio e sono proprio contenta. Guarda, io sono curiosa, Alberto, perché l'abbiamo intervistata alla nostra prima puntata di questa rubrica, ma io sono una curiosità di vederla perché mi ha detto che non si sa quanti palloni ha difeso, no? E quindi ho detto, Esatto, è vero, hai confermo, capito? confermo. Cioè, glielo ho detto, guarda, la prima partita ti vengo a vedere subito te perché ho questa curiosità incredibile di vedere cosa ha fatto la Corea su di te. E detto, cioè, ha perso 14 kg, quindi insomma me l'aspetto che si possa esibire anche in qualche tuffo che prima le era abbastanza negato. Comunque, grazie Alberto. Cristofani sulle difese è molto attento, quindi. Ha voglia, sì, abbastanza. Allora ragazzi, noi siamo arrivati alla conclusione di questa rubrica e questa 40 minuti a questo punto in compagnia di Alberto e di Federica Stufi.
Ovviamente ci vediamo ancora la settimana prossima con la speranza, insomma, di avere anche qualche atleta in ritiro dalla nazionale. Vediamo un po' se riusciamo a strappare anche qualche battuta a loro che si stanno preparando a una serie di appuntamenti, quello ovviamente di cui abbiamo parlato finora, il principale, ma poi c'è la VNL, ci sono gli europei, insomma quest'estate c'è veramente tantissime cose e tantissimi eventi da guardare relativi al volley. Detto questo, grazie ancora. E ovviamente noi ci vediamo la settimana prossima, appuntamento sempre qui a quest'ora o forse alle 18, non lo sappiamo, e nel frattempo godetevi questo bel sole, almeno a casa mia c'è un gran bel sole e spero che sia così ovunque. Grazie a tutti, buon pomeriggio, ciao! Ciao Consu, ciao Fede, ciao!